Parliamo di calcio. Siamo collegati con Joël Oben-Videcon, nuovo difensore del Treviso Football Club. Innanzitutto, Joël, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, Joël, per prima cosa, come sono andate le trattative? Che cosa ti ha in particolare convinto a diventare un nuovo giocatore del Treviso? Eh, Mi hanno contattato il mio agente per venire a giocare a Treviso. Quando lui mi ha parlato di Treviso, ho subito accettato di venire qua a giocare perché mi ha parlato della squadra, mi ha parlato tanto di loro, come sono l'anno scorso, dove andato, dove hanno arrivato. Mi ha parlato tanto di loro e mi è piaciuto di venire qua a giocare con i Treviso. Sì, 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 sono venuto qua per dare tutto, per dare tutto per vincere il campionato. Sono venuto qua per fare tutto, per dare tutto che ho per questo campionato. Parlaci un po' di te. Tu come qual è stato il tuo percorso sportivo come calciatore, insomma? Sì, ho iniziato a giocare nel mio paese, si chiama Benin. Ho Mh-mh. iniziato a 7 anni e ho fatto accademia. Dopo, quando ho 15 anni, ho iniziato a giocare in Serie A in Benin. Ho fatto 3 anni in Serie A a Benin, dopo sono venuto qua in Italia. Sono venuto qua e ho iniziato con la Casatesi all'anno di 2021. Ho fatto 3 anni con la Casatesi, ho giocato, abbiamo fatto due playoff e l'anno scorso non abbiamo fatto playoff e non è andato bene e questo anno sono venuto a giocare con la Treviso. Come, ti descriveresti? Nel senso, tu sei un difensore, ma quali sono i tuoi punti di forza, le tue caratteristiche più importanti? Io sono il difensore, gioco in difesa centrale e anche terzino, ho bella lancio lungo e fisicamente, sono forte fisicamente e sono anche veloce. Qual è stato, Joel, il tuo primo impatto, la tua prima, diciamo, impressione che hai avuto con la squadra quando sei arrivato al Treviso, con i nuovi compagni, con Eh, l'ambiente, così? Quando sono arrivato i compagni sono tutti simpatici, ho parlato con loro, loro mi parlano tanto e sono felice, sono contento di essere qua. Quali sono invece i tuoi obiettivi sia di squadra, hai detto appunto cerchi di voler vincere ovviamente il più possibile, e i tuoi obiettivi personali invece come giocatore? Il mio obiettivo principale è di vincere il campionato perché io senza vincere non posso andare in Serie C perché sono stracomunitario, non posso andare in Serie C. E questo anno devo dare tutto questo anno per vincere il campionato, per andare in Serie C per la mia carriera. Ecco, tu appunto dicevi sei un difensore, hai un modulo preferito comunque, cioè un modulo con cui preferisci stare in campo, oppure ti sai adattare a quello che ti chiede il mister? Io non ho un modulo, è quello che piace mister, io lo faccio. Io gioco a 4, a 3, quello che voglio il mister, io non ho problemi con questo. Tu conoscevi già qualcuno del Treviso, dei giocatori, dello staff? Non conosco nessuno. Ho giocato contro un giocatore, era in Piacenza l'anno scorso, che ho visto qua, con Treviso.
Ti chiedo, hai un giocatore preferito? Non lo so, non dico un idolo, qualcuno a cui ti piacerebbe assomigliare, con cui pensi di avere qualcosa in comune, un giocatore, un difensore o anche, perché no, in qualche altro ruolo? Sì, un difensore si chiama Thiago Silva. Ah, però, quindi immaginiamo che tu, oltre a quello che ci hai detto, sia molto ambizioso. Sì, Chiarissimo. E dunque ringraziamo di cuore Joël Oben Videcon, nuovo difensore del Treviso Football Club, per essere stato con noi. grazie a voi.